Vino e Motori 2011 Christmas Edition, insomma è stata una manifestazione che ha avuto grande successo, grande ritorno di pubblico, ma come sempre chi dovrebbe aiutare, cioè amministrazione comunale, amministrazione provinciale, una tiratina d'orecchie gliela facciamo e via dicendo, stanno a guardare perché non si possono mettere le mani nel portafoglio e dunque i privati sanno come si fa, nel senso che raccolgono la pubblicità, organizzano e i risultati arrivano. L'organizzatore Piercarlo Donda, da bravo cronista di provincia di là dal CLAP, a cui il voyeurismo non si addice, giustamente sul carro dei vincitori mette coloro che hanno veramente usato l'olio di gomito. Andiamo a sentire uno dei protagonisti. Sono stato invitato come sempre, ormai già la seconda volta, vengo con piacere e ho visto che questa cosa qua è una bella manifestazione. Il centro di Cormon si parte, poi c'è questa strada che permette di testare ogni situazione di guida, dove abbiamo dei rettilinei con delle chicane, vuol dire che arriviamo, dobbiamo frenare, impostare la macchina, poi abbiamo una curva bella ampia che si può fare di derapata, si può fare anche senza derapare e poi abbiamo di nuovo delle curve abbastanza giuste per poter sperimentare un po' di guida che magari in strada non si riesce, ed è anche giustissimo che in strada non si prova. Ecco, l'importanza proprio di queste manifestazioni servono a conoscere ulteriormente cosa vuol dire usare una macchina sulla strada. Sì, allora l'importante di qualsiasi macchina che si usa, che sia piccola, che sia grande, che ognuno deve avere rispetto. Giustamente il giovane deve avere più rispetto della macchina. Quello che magari si sente già padrone della macchina, un avviso, rispettatela anche voi, perché non è così semplice come sembra. Poi quello che noi tante volte facciamo vedere è come il cacciatore che va in caccia, lui sa cosa deve fare, lui sa cosa ha da fare. Noi che siamo sempre sulle macchine riusciamo a farlo. La gente che viene a fare i corsi può imparare tante di queste cose, ma non è detto che subito le può fare e, ripeto, in strada non vanno fatte.